Peccato che ci sono le gambine qua della sedia, perché avrei voluto dire qua Buongiorno Italia. Qua per sempre che ho i corni, qua sono sempre scuro perché ho i luci della finestra. Mi tocca far così. Buongiorno Italia! Buongiorno un cazzo, dice il CP. No, niente video oggi. Questo voleva essere solo un aggiornamento per dirti oggi sto apprezzando le 400 ampere di litio. Perché? Perché abbiamo sorpassato i 200 ampere di consumi e pertanto se avessi avuto 200 ampere di batteria al litio sarei rimasto a secco. Beh, stanotte sono arrivato al 20%, però adesso stiamo iniziando a caricare 4-5 ampere perché sta uscendo il sole. Ma soprattutto se è venerdì, quindi ciao, arrivederci. Alessia, buongiorno Italia, mi dice che non sono arrivato da lei lunedì, ma bensì dopo, pertanto niente, rifaremo più avanti il discorso delle batterie a litio, quanto durano durante una settimana lavorativa da stanziale, anche se poi sarebbero 5 giorni, non 7, quindi una 5 mana, no? Perché adesso appunto di ICP è venerdì, vado a pranzo da madre, poi vado in un'area camper a San Stino, poi capirai il perché, quindi lì avremo la corrente e farò un giro in bicicletta quanti spoiler? Farò un giro in bicicletta, no basta spoiler, perché che senso ha raccontarti tutto che dopo tanto lo vedi? Vabbè, ma il punto è area camper, gratuita ovviamente perché siamo in Veneto, e quindi corrente. Area camper caraibica. No, non è vero, so qua a San Stino, dove che tra l'altro, porca miseria, ogni 3 secondi bisogna fare al bottone, in P, guarda, arriva col contagocce, cioè, non so, 45 minuti per caricare un serbatoio, robe da matti. Starò qui, mi gratterò tantissimo, poi andrò da un cliente e poi ricomincerà a piovere a merda. Minchia CP, è da 20 minuti che abbiamo aperto, ancora puzza da scoregge, porca miseria, tutto spalancato. Sì, praticamente il rubinetto qua a San Stino carica un 5% alla volta, il che significa che per riempire un serbatoio devo andare a cliccare 20 volte il bottone. Che misteri, ogni 2 secondi su e giù come a pay del beat. Dopo parte il 5%, ripeto, ora viene via veramente col contagocce e la butta fuori. Cioè, a me da 40 minuti che su qua devo caricare l'acqua. Ma se uno prende l'elettrica, mi cava sta curiosità, hai da pagare tipo un abbonamento oppure in giro per l'Italia gli è gratis? Pochi sono gratis. Ah, certi gratis e certi che vuol tipo un abbonamento? Sì, diciamo se non vuoi rimanere per strada, non è un abbonamento, si può fare sia l'abbonamento, ti costa un po' meno. Aspetta, sto il caffè, scusami. Però che neanche è gratis. Ah, sì, un a volta gli cava tutti, giustamente. Allora, buona giornata. Se ne escono quelli elettrici me ne faccio anch'io uno. The camper, sì. Certo che veramente se uno deve vivere con le finestre e le porte spalancate. Cazzo, ti dico quelle CP. No, di quelle scoregge veramente stavo vomitando tutto il pranzo. Porca puttana, ragazzi. Che roba. Un'ora dopo sto morendo dal freddo. Cazzo, è inutile avere il riscaldamento, devo tenere tutto spalancato. Amore, cazzo, quando scoreggio ho mal di testa, perfino proprio male alle tempie dalla puzza, proprio i giramenti di testa, proprio una puzza. Mi scusino i cagnari che sennò poi mi saltano addosso, ma a me proprio l'odore di merda non è mai piaciuto in vita mia, è proprio una roba mia. Io mio sto morendo. Comunque no, ho detto quello prima perché ho conosciuto delle persone, plurale varie, cagnari, che quando il cane scoreggiava, cioè proprio faceva quell'odore da vomito, da gettare, erano felici, ridevano, no? Un po' come fosse una specie di soddisfazione, di unità di misura, no? La puzza della scoreggia del cane, no? Come tanta puzza, non so, tanta felicità, tanto ridere, però a me sta roba mi ha dato fastidio perché a me proprio, se che sono un po' particolare, a me proprio la merda non piace, non mi è mai piaciuta in vita mia.
Quindi sì, quando succedono ste robe io non rido, anzi mi girano i coglioni. Al cane non glielo faccio pesare, ovviamente, cazzo c'entra il cane, però mi fa girare i coglioni che ci sia puzza di merda qui dentro questa scatola piccolissima, c'è proprio stagnato di merda proprio. Anche prima ero uscito, il giubbotto sapeva ancora di merda, di cane, di gas e di merda, hai capito? Quindi a me ste robe non piacciono, c'è chi ci ride e è felice di questo, a me invece no, perché a me non piace. Buongiorno Italia, ma che montagne da Drio! Guarda la ciclabile di oggi, guarda sto GP, che bel GP, sì, che si stiracchia, prima mattina. E guarda il manubrio nuovo del Shingano, su Shingano Bike, qui cerchi nuovi, li avevamo visti. Adesso prima di primavera la rivernice lo faccio tutta nera opaca. È tutto molto bello, ma vuoi che ti dica la verità? La verità? La verità? Nient'altro che la verità? Adesso vorrei andare a lavorare, cioè non somiglia come il vecchiotto in pensione, vedi tu che zappa in bicicletta e sta via quanto che vuole? No? Io devo andare a fare delle cose, le quali in cambio mi daranno dei soldi per poter andare al supermercato senza puntare la pistola alla cassiera. Ah no, è vero, bisogna andare a lavorare, CP, me ne ero dimenticato. Potevo portarmi un attacco o qualcosa, vabbè, adesso salgo l'argine con le gomme lisce. Che bello, ci ritornerò magari, perché oggi è lunedì ragazzi. CP, ieri che potevamo grattarci, ha fatto brutto, avevo montato 2 video, dai. Sai quando dicevamo che la povertà in molti casi, non in tutti ovviamente, è uno stato d'animo, no? Uno stato mentale, che poi di conseguenza è anche uno stato d'animo, no? Che porta ad avere uno stato d'animo associato. E pertanto, vedi, io sto mettendo le mani a un negozio online di un cliente e vedo sta maglietta di Versace 780 euro, no? Metti te, io una maglietta, cioè la pago, metti 7,80 euro, cioè facciamo in proporzione, ok? Cioè percentualmente, mi sembra quasi una parabola che avevo sentito una volta, percentualmente, no, io sborso per il vestiario, comunque in questo particolar modo per una maglietta 7,80 euro e magari ho 1000 euro in banca, faccio un esempio. Il tipo qua spende 780 euro per una t-shirt e magari ha, non so, 100.000 euro in banca, ma proporzionalmente parlando lui ha speso tanto quanto me, proporzionalmente parlando, attenzione, per una t-shirt. Qual è la parabola, dici te? Ma non so neanche se è una parabola, ce l'avevano raccontata a Messa una volta, che praticamente in questa storiella, no? Adesso non mi ricordo se sono morti soldati in cielo, comunque una roba del genere, praticamente alla fine venivano valutati, no, questi defunti e cioè, il povero, no, aveva preso più meriti del ricco, no, perché entrambi avevano fatto beneficenza, no? E il ricco diceva, ma come mai? Perché io ho dato tipo 100.000 euro di beneficenza e lui che ne ha dati 10 è arrivato prima lui, cioè lui ha avuto più meriti, cioè come mai sta roba? E tu già hai intuito anche il finale, perché sì, gli hanno spiegato, tu sì, hai dato quei soldi lì ma avevi 1.000.000 di euro, il povero invece ha dato 10 euro ma Poretto aveva solo quelli, quindi in proporzione, hai capito? E quindi anche ritorniamo sempre lì, questa non è filosofia, non c'è nessuna sorta di romanticismo, è semplicemente proprio una strategia tecnica, economica, ok, di vita, per dire che effettivamente non devi neanche tanto guardare quello che ti entra, ma quello che ti esce, quello è il succo, no? Il tipo di vita che fai, perché è inutile che ti lamenti, no? Che prendi solo tipo 3.000 euro al mese, non arrivi a fine mese, grazie al cazzo, se dopo ne butti 400 nelle macchinette, 600 a bar, eccetera, eccetera, hai capito? E d'altra parte uno tipo come me, che cacchio deve pagare? Deve pagare, fammi pensare, 80 euro al mese di bollette, qualcosa da mangiare, capirai che se gli arrivano 300 euro fissi così... sono tutti soldi avanzati, cioè non riuscirebbe mai a spenderli, hai capito? Quindi dentro, economicamente parlando, mi raccomando, io sto parlando di quello, quindi non spiritualmente parlando o quant'altro, no, economicamente parlando io ad esempio sarei ricchissimo, perché
proporzionalmente parlando le mie uscite sono infinitamente inferiori alle entrate. Un po' magari per lo stesso zocchetto, il tipo qua c'è i miliardi in banca e quindi che cacchio gliene frega i 780 euro per una t-shirt. Sarebbe come se io le pagassi 7 centesimi, hai capito? Anzi 78 centesimi, zappa, dai, facciamo sgrandazioni. Però il ragionamento comunque non cambia. Tu reciti una parte fastidiosa alla gente, facendo della vita una commedia divertente. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene.